Hemos scelto ad Awagna questa settimana in de e Campacui Nanterre FM, Facebook e Instagram. Abbiamo principiato il nostro giro per il paese di Lasagna. Oggi siamo accanto in Taio Isulaccia, ma parla di un assoggio Fiorimu Mondo con Nadal e Vesperini. RCFM e Campacui. L'assoggio è nata un 25 di marzo in Cervioni per una serata fatta per Amovio Luccia, che all'epoca aveva chiappato un sommale che li chiamano Ganchero. E quella sera, in fine di serata, quando ha visto a mossa che lui si è messa in giro a noi, ha aiutato a scelta di fare un assoggio che abbiamo chiamato Fiorimo Mondo. Era una vecchia canzone che cantava e ha piato tutto il suo senso. Lo scopo è di aiutare tutte le famiglie che sono nel bisogno, che perdono, che piano l'avione o a Tello e che si ritrovano a Marsiglia o in altro in continente e che non hanno mica i mesi di aiutare i sovioli come lo giorno, perché hanno sempre questi pensieri di pagare la sicurezza, di pagare i crediti e case, e noi con poco che ne abbiamo gli abbiamo su poco e tanto per aiutarli, e è nata così, e è sempre stata così qua. Abbiamo fatto parecchie serate, ogni volta abbiamo invitato cantatori che si sono mossi con noi, che si sono messi in giro a noi. Ne abbiamo fatto una in Fulelli, ne abbiamo fatto una in Cervioni, ne abbiamo fatto una a centro Leclerc in Alistro. Ogni serata, ogni soli ricordi che non mi ricordo, le abbiamo spertuti con le famiglie che non conosciamo e che si sono presentati a noi con questa malattia in girelli qua. E dopo abbiamo fatto in noi cartolette che ne abbiamo messe appena dappertutto nelle boulangerie, che di noi ci ha portato nei pochi soli che abbiamo spertuto, e voilà, e ogni idea che noi avevamo proviamo di metterli, di vale nascere e di vale ingrandare. Progetti ce n'è uno con un amico intimo, Tito Di Mongi, che ci ha scritto una bella canzone che si chiama Fiorimo lo Mondo. Una canzone che deve essere cantata da parecchi artisti, siamo una quarantina, che ci hanno detto sì, c'è Felice, c'è i Mantini, c'è Doria Usset, ci sarebbe Massiani, ci sarebbe Rick Mattei e tanti altri che sono giunti in giro a noi. Cioè sapere che il compare di l'assoggio di un nostro amico Peppo e che a Gommare di Doria Usset. E da Isulaccia ci manderemo in po' di mezzana per a seguire domani de Campacui in Tawagna per parlare di un assoggio di Ucce. A domani dunque per a seguire de Campacui, sempre in Tawagna. RCFM e Campacui.